Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Tropico 5. Quest'oggi inizieremo una nuova avventura. Per tutti coloro che non hanno visto il video di Rom 2, il video precedente, vi annuncio che ho perso una buona parte dei salvataggi di Tropico ha salvato il gioco solo alcuni salvataggi. Vi faccio vedere nella sezione carica partita. Ci sono nomi un po' bizzarri riferiti al periodo Independence Day, oddio la nuova partita pontile, speriamo addirittura, e risalgono tutti all'era delle colonie, quindi sicuramente potete vedere che siamo molto indietro. Non potevo ricominciare certamente da queste parti, allora ho deciso di iniziare una nuova campagna e con la vostra approvazione sicuramente ci divertiremo nuovamente. Una nuova casata, sempre la chiamiamo Van Helgen, però per distinguerla dalle altre, perché voglio creare un nuovo personaggio. Si sente l'audio? Vediamo un pochettino. Vediamo un po', attenzione. Ah, ecco, la musica è partita, perfetto. Allora, invece di chiamarla Van Helgen con l'H grande, con l'H piccola per distinguerla. Allora, vediamo un po'. Ecco qua, la nostra sezione di creazione. Creeremo un personaggio molto ben preciso, sempre uomo. Nome José Samuel, José Maria. Vediamo un po', Juan Carlos. Vediamo di crearlo in maniera ben definita. Una cosa ragazzi, prima di creare il nostro personaggio, anzi io intanto scelgo un nome. Questa partita sicuramente può essere anche molto più interessante della prima, proprio perché nella prima ancora non conoscevamo il gioco, le fondamenta, almeno io non le conoscevo per bene. Abbiamo avuto modo di sperimentare creando una città non esteticamente molto piacevole, perché abbiamo posizionato tutto come una sorta di minestrone insieme, case, industrie, strade, senza una vera e propria fisionomia a livello strutturale. Quindi in questa nuova città, in questa nuova mappa, cercheremo di dedicarci anche molto all'estetica. Vediamo un pochettino di chiamare il nostro caro amico Martin, Mercurio, Miguel, Moises, attenzione. Allora, vediamo un pochettino Pablo, qualche nome un pochettino interessante, perché deve sicuramente risuonare durante il periodo delle elezioni. Vediamo un po', Raimundo, qualche nome un pochettino, come dire, un po' magari più occidentale. Vediamo un po', Teofilo, Timoteo. Ecco qua, Timoteo, ecco, Timon, tipo il cartone, va bene, chiamiamolo così, Timoteo Van Helgen, va bene. Anzi, vediamo di renderlo agitatore, converte il 2% dei voti in caso in elezioni truccate, altruista, bonus iniziale, celebrità. Volevo crearlo ragazzi generale, eccolo qua. Tutti i soldati tropicani infliggono il 2% di danno in più. Potrebbe essere utile durante le rivolte. Ma no, dai, questo Thomas può andare bene, dai, Thomas Van Helgen, siamo ormai decisi. La razza caucasica, il viso da vero e proprio duro. Ok, però questo abito da, come dire, da carnevale lo possiamo togliere, eh? Vediamo di mettere un po' un abito interessante. Steampunk, questo mi piace, tipo panciotto ottocentesco. Allora, colore principale, nero, ecco, nero notte. E i pantaloncini champagne con gli stivali, cappelli, vediamo un pochettino. Mettiamoci pelato, non lo possiamo fare. Vediamo un po', afro tipo Johnson, quello di GTA San Andreas. Capelli lunghi, calvo no, guardate che figo, baffi da rocker, baffi virili. No, da rocker vanno abbastanza bene. Ok, biondo, sì. Cappello, vediamo un po', eccolo qua, proprio da vero e proprio combattente. Proprio mettiamo cappelli che proprio non ci stanno. Ecco, questo ci sta tutto, un accessorio. Vediamo di mettere anche una bella pipa, eccola qua, e procediamo. Allora ragazzi, siamo arrivati alla parte più importante della nostra campagna, decidere da dove incominciare. Allora, io non creerei una mappa generata, bensì sceglierei una zona molto idonea per creare un'isola abbastanza interessante. Io ne avevo vista una che era davvero molto divertente, per esempio questa. Confusa da tutti con la famosa tortuga, quest'isola ha attirato numerosi pirati, particolarmente negati con le carte nautiche. Potrebbe essere interessante, probabilmente i pirati ci avranno nascosto oro, gemme preziose e qualche altra cosa di interessante. Vediamo di sceglierla perché potrà essere sicuramente una mappa vincente. Inizieremo ragazzi dall'era coloniale. Voglio partire proprio dall'inizio, voglio vivermi questa campagna sin dalle prime fondamenta. Partiremo con 50 cittadini e un denaro iniziale di 5.000. Facciamo 10.000 dai, con una difficoltà economica alta, così compensiamo. E difficoltà politica io metterei media ragazzi, poiché visto che già abbiamo aumentato la difficoltà economica, vorrei, perché vediamo un po' quante ce ne sono, anzi molto, non vorrei che poi diventi troppo banale però il gioco. Mettiamo alta dai, quello che succede succede. Ok, alto e alto, tutti e due. Ok, disastri occasionali, sì, nella norma, evitiamo troppi. Anzi, visto che l'altra volta abbiamo messo occasionali e ce n'erano davvero tanti disastri, mettiamo rari, così siamo sicuramente più
da parte per quanto riguarda questo punto di vista. Vittoria per punti, no, disattiviamola. Vediamo di mettere la vittoria per denaro, anzi no, per costruzione. Che cosa? Programma spaziale. Potrebbe essere bella questa. Programma spaziale, ragazzi. Possiamo vincere o col programma spaziale o mettiamo una cifra di $500.000. Allora, ragazzi, mi sembra una vittoria più che ragionevole, quindi possiamo lanciarci. Sì, io direi che fino alla guerra fredda avevamo sì e no $30.000, così possiamo stare tranquilli. Programma spaziale e $500.000. Ok, tutto sembra corretto, iniziamo. Benvenuti ragazzi all'interno della nostra nuova isola. Io devo impostare un pochettino i comandi. Eccoli pronti. E già ci chiamano all'appello. Allora, vediamo di analizzare la nostra isola e regoliamo tutto, ragazzi, dall'inizio. Si accettano, ragazzi, i vostri commenti in maniera davvero unica per riuscire a sviluppare il nostro paesaggio. Vi do un attimo una veloce occhiata dell'isola. Allora, questa è la zona principale. C'è una bella baia ampia. Qui uno scoglio. Attenzione, siamo protetti da attacchi pirati. Ecco, allora, questa è la zona appunto interna. Ci devono essere probabilmente delle miniere da queste parti. Vediamo un po' se siamo fortunati o forse dobbiamo vivere solo di agricoltura. Vediamo. Allora, questa zona è tutta completa. Possiamo espanderci da questa parte o immediatamente verso l'alto. Vediamo invece da quest'altra parte sopra la montagna. Va bene. Allora, ragazzi, vediamo un pochettino le prime missioni. Attenzione. Buongiorno, vecchio mio. Oggi ho da proporti un affare. Come rappresentante della corona posso offrirti una licenza commerciale. Le licenze commerciali, ragazzi, ve le ricorderete sicuramente. Con la licenza commerciale otterremo il commercio e una nave mercantile gratuita. Quindi potrei acquistare anche il pacchetto platino, quindi meno 4.000 e addirittura offerte commerciali aggiuntive. Potrebbe essere utile. O il solito pacchetto d'argento. Acquista una licenza dagli olandesi. Vediamo un pochettino. No, il pacchetto normale. Questi soldi ci servono ancora. Vediamo l'altra missione. Sua Maestà ha bisogno di denaro per costruire un palazzo subacqueo. Vuole che tu gliene procuri, coltivando quei raccolti in grado di fruttare parecchi soldi. Il tabacco potrebbe essere utile alla corona, ma sicuramente il nostro mandato sarà prolungato di 6 mesi. Il mandato in questa parte di gioco nell'era coloniale, ragazzi, deve essere necessariamente prolungato. Allora, vediamo che cosa cresce nella nostra regione. È meglio avere dare un'occhiata di tutto quello che cresce. Il tabacco cresce a basse altitudini, come potete vedere, quindi possiamo collocare una bella piantagione. Allora, io, ragazzi, collocherei tutte le case magari intorno alla nostra zona del presidente. Per esempio qua già abbiamo una nostra piantagione di grano per sfamare la popolazione. Ecco, io metterei le piantagioni una accanto all'altra. Per esempio qui abbiamo il nostro tabacco disponibile. Posizioniamo per esempio da questa parte delle piantagioni e creeremo un'unica area, una sorta di quadrilatero all'interno del quale coltiveremo solo tabacco. Quindi una prima piantagione. Bene, prima però faremo come SimCity, ragazzi. Creeremo le strade per evitare troppi intoppi e troppi problemi. Quindi questa è la strada principale. La strada continua da questa parte. Ecco, per esempio, se io adesso annullassi la costruzione, vediamo un po'. Se annullassi la costruzione, ecco, non abbiamo perso niente. Quindi facciamo come SimCity, ragazzi. Creiamo prima le strade. Così, una strada bella lunga anche da questa parte, e qua in mezzo possiamo collocare tutte le nostre svariate abitazioni. Quindi questa è una prima strada e metteremo adesso la piantagione di tabacco qua, un pochettino più a sinistra per riuscire a sfruttare tutto. Bene, priorità costruzione alta. Qua all'interno metteremo delle case, quindi popolazione senza tetto 19, quindi posizioniamo già delle case, ragazzi, magari un'altra casa di campagna vicino a queste altre. Bene, e procediamo. Intanto la nostra grande musichetta tropicana procede e noi ci accostiamo appunto nel lato destro dell'isola per vedere un po' anche le rotte commerciali. Allora, latte, esportazione, pesce, vediamo un po', qui niente, tronchi, oro, attenzione per una crescita diretta. Vediamo se ci sono appunto miniere da queste parti. Mandiamo subito i nostri uomini all'esplorazione. Però vediamo un po' se possiamo notare dei giacimenti. Allora, da questa parte io, ragazzi, ancora non ne vedo. Vediamo un po' qui. Ragazzi, non c'è niente. Non mi dite che abbiamo preso l'isola completamente secca e vuota di materie prime. È un'isola con tutte queste montagne. Ci dovrebbero essere sicuramente delle cave. Qua niente.
Niente ragazzi, mi sa... Ah, qui c'è addirittura il Tempio Maya. Mi sa che siamo stati un pochettino sfortunati dal punto di vista delle materie prime. Forse ci dobbiamo lanciare proprio sull'agricoltura, ma potrebbe essere anche un'idea. Intanto io esplorerei questa zona proprio qui in alto per capire un pochettino cosa c'è da quella parte. Questi altri soldi vedremo di caseificio. Ah, ragazzi, questa è la nuova espansione. Produce formaggio lavorando il latte. E vediamo di collocare anche dei nuovi ranch, come per esempio il bestiame per il latte e la carne. Quindi, allora ragazzi, dobbiamo scegliere una zona. La zona tutta a sinistra, vediamo un pochettino di ragionare. Io creerei, già qui c'è una piantagione, va bene. Facciamo così. Tutta la zona a sinistra da questa parte, in questa zona coltiveremo tabacco. Bene, proprio da questa parte. In questa zona qui, vediamo se funziona. Coltiveremo, alleveremo quindi bestiame e sicuramente anche maiali, capre e tutto il resto. Quindi da questa parte molto vicino alla costa creeremo più strisce quindi di produzione, una accanto all'altra, mentre da questa parte ci baseremo sull'agricoltura, ricordiamocelo. Allora, bestiame, vediamo di metterne 2, vediamo se abbiamo i soldi, magari, eccoci qua, 2 di bestiame, in modo tale da avere anche non acqua, volevo dire latte, utile per creare anche il formaggio per l'esportazione. Ok, quindi vediamo di procedere. Al più presto otterremo ottimo latte. Purtroppo la felicità è scesa a un livello davvero molto basso, probabilmente per queste nuove costruzioni che abbiamo messo. Come dire, ancora non è che abbiamo grandi vantaggi a livello economico. Bene ragazzi, allora vediamo un pochettino. Abbiamo appena posizionato i nostri edifici, la felicità è calata al 5%. Vediamo un pochettino quello che succede. La sicurezza va bene, il cibo sta migliorando nettamente, la libertà già è presente. Dobbiamo riuscire a migliorare abitazioni e lavoro, quindi avanziamo con la nostra velocità. Allora, siamo sempre sotto il dominio coloniale della nostra corona, quindi dobbiamo necessariamente chiedere a loro, bussare alla loro porta per avere prossimi aiuti. Quindi attenzione, ancora abbiamo 3 anni e 3 mesi di mandato, quindi possiamo stare tranquilli. Perfetto. Allora, Sua Maestà un po'. mi ha incaricato di presentarti questa lettera di encomio per ciò che sei riuscito a compiere nel nome dell'impero. Benissimo, con questa nuova missione che siamo riusciti a portare a termine, possiamo beneficiare di $5.000 nelle casse dello Stato, ragazzi. Sicuramente avremo l'opportunità di rilanciare il commercio. Allora, fermiamoci. La rotta commerciale principale da sfruttare è quella, ragazzi, del latte. Esporta con le nostre grandi compagnie delle Indie occidentali una bella nave, Alice, questa quantità di latte, quindi 36.000 unità per 1.015 monetine per quindi 1.000 unità. Ci faremo quindi circa $36.000 in tutto questo giro di parole. Benissimo. Allora, il latte verrà al più presto prelevato, intanto qui il grano fornisce cibo. Il progresso tecnologico è la via verso l'autonomia, governatore. Abbiamo bisogno di scienziati che pensino e che scoprano cose nuove. La biblioteca potrebbe essere utile per aiutare i nostri grandi scienziati a scoprire qualcosa. La posizioniamo, ragazzi, immediatamente proprio di fronte alla... Anzi, vediamo di scegliere un luogo adatto, visto che questa è tutta la zona, come dire, agricola, decisamente anche d'allevamento. La posizionerei in un luogo magari un pochettino sperduto. Vediamo, allora, le strade sempre come prima cosa, quindi questa è nettamente la zona agricola. La nostra nuova biblioteca la posizionerei magari in questa zona un pochettino... nuova, magari appena adesso scoperta, quindi una nuova strada. Vediamo di portarla verso l'alto, ecco, una specie di canale principale che possa poi diramarsi in tante piccole stradine. La via Consolazio, eccola qua, la prima via principale. Una seconda strada qua sulla destra condurrà agli edifici dei colletti bianchi, proprio così. Facciamo un piccolo salto, anzi forse, ragazzi, scusate se perdo tempo nella per quanto riguarda il lato estetico, però è importante, me l'avete suggerito anche voi, quindi un po' di calma. Questa è inesplorata, va bene, poi continueremo più avanti. Bene, questa zona sarà sicuramente costeggiata da edifici imponenti, come per esempio la nostra biblioteca, le scuole e tutto il resto. Eccola qua.
La mia intenzione, ragazzi, è di continuare questa strada fino a un certo punto, come per esempio fino a questo punto principale, e costeggiare quindi questa splendida strada con scuole, biblioteche, punti di ricerca, magari anche in futuro appartamenti di lusso e così via. Questa è la zona principale, come dire, questa sarà sicuramente la zona d'attività dei colletti bianchi e delle fasce più alte della nostra città, quindi vediamo un po' al più presto di continuare questa strada così, vediamo un po'. E poi verso destra si dirameranno altre abitazioni, altre, come dire, strutture più importanti. Bene, la nuova biblioteca, abbiamo quasi ultimato questi due luoghi, ok, vediamo di far lavorare i nostri poveri operai in tutta la zona. Non c'è nessun responsabile ancora, siamo ancora all'inizio, ragazzi, ma non preoccupatevi perché lavoreremo alla grande e faremo tutto al meglio. Ecco qua il primo ranch disponibile, attenzione, un bel po' di paglia per nutrire appunto gli animali. Eccolo qua, ancora non ci sono disponibili, ma abbiamo già un grandioso contadino, ottimo lavoro, produzione mensile abbastanza e un output di carne e latte soddisfacente. Ok, siamo riusciti a esportare delle mercanzie tropicane, vediamo come va. Con questi soldi vedremo di costruire anche qualcosa di nuovo. Con l'almanacco come siamo? Cibo, per adesso 3 tipologie di cibo, abitazioni diverse, perfetto, il lavoro sta crescendo e anche la libertà. Una prossima casa la posizioneremo, ragazzi, molto vicine anche alle altre, ecco, per esempio da questa parte. Ma anche questi edifici possono essere costeggiati da case. Vi ricordo che la linea centrale è la linea principalmente urbana, le altre saranno sicuramente agricole e industriali. Un pochettino più avanti. Bene, procediamo. Ecco che parte Alice, ragazzi. La corona ci invia dei soldi e una nuova missione. Sua Maestà ha commissionato la sua nuova casa subacquea ai migliori architetti. Ci servono le tue colture da reddito per poterli pagare. Allora, ragazzi, nuova missione, raccolti proficui, quindi certamente, scusate un po' che sistemo la sedia un attimo, ok, dobbiamo necessariamente esportare quindi 3.000 unità di tabacco per riuscire a ottenere 6 mesi in più del nostro mandato. Allora, vediamo di accettare. Bene, vediamo di esportare anche il nostro tabacco. Ci sono nuove missioni, vediamo un po'. Cotone, tronchi, oro con i pirati addirittura. Va bene, il tabacco vedremo di esportarlo nei prossimi mesi. Intanto questi soldi li investiremo in qualcosa di intelligente. Allora, un nuovo porto potrebbe essere utile. Intrattenimento, una taverna, ragazzi, servirà decisamente per i nostri cittadini, per l'intrattenimento, molto vicino alle case. Qua può andare bene. Allora, vediamo di puntare ancora di più sull'agricoltura, magari una nuova zona per l'esportazione di tabacco per velocizzare un po' il tutto. Dobbiamo coprire tutta l'area e con questi soldi una nuova casa di campagna vicino alla taverna e alle altre. Bene, procediamo. Allora, intanto, perfetto, abbiamo un budget regolare per tutto. Vediamo di non sovraccaricare molto con i budget, ragazzi, se no andremo a perdere proprio l'essenza della nostra, il significato del... Oh, un pozzo di petrolio! Ottimo lavoro! Esploriamo questa zona qui. Perfetto. Quindi, ragazzi, un pozzo di petrolio. Non volevo sovraccaricare molto i budget perché sennò poi creiamo una situazione molto instabile. Ricchi da una parte, poveri dall'altra. Quindi vediamo di rendere tutto molto più tranquillo e quindi anche equilibrato. Benissimo, le nostre nuove zone sono pronte per essere costruite. 17 cittadini sono appunto giunti a Tropico con una nuova nave mercantile, la quale sta esportando 520 unità di tabacco su 3.000. Va bene. Il grano cresce tranquillo nelle nostre grandi lande desolate di Tropico. Questa era la vecchia isola di Tortuga. Intanto si vede il nostro presidente come passeggia nei suoi grandi giardini, quindi imperiali. Imperiale è una parola grossa, coloniali, proprio perché ancora siamo sotto il dominio della corona. Bene, allora, i nostri grandi combattenti sono pronti anche nel nostro palazzo, la maggior parte donne. La squadra è immediatamente... Ok, proprio dall'altra parte a cercare qualcosa di interessante nella foresta. Vi ricordo che hanno un attacco maggiorato per via dell'essenza principale del nostro grande presidente, il quale era un vecchio generale, probabilmente dell'era antica. Comunque,
vedremo di susseguirci con le sue grandi doti più avanti. E la nostra biblioteca finalmente edificata. Ricerchiamo la falce per i potenziamenti della fattoria, magari dopo i potenziamenti del Reg, e la pala in seguito per le miniere. Non abbiamo miniere, però ce la faremo bastare. Tu, ragazzo mio, ci servirai negli anni 70, negli anni 80, quando preleveremo petrolio a tutta forza, anche un po' prima, anche negli anni 50, però per adesso stai lì buono. Bene, allora ragazzi, stiamo procedendo a velocità elevata. Stiamo esportando abbastanza merce per il prossimo anno, profitto previsto già abbastanza, ecco gli animali già pronti nelle loro zone a essere munti e soprattutto a prelevare della carne. Vediamo di collocare sempre, ragazzi, degli uffici dei trasportatori, eccoli qua, ce ne sono abbastanza. Ok, vediamo un po', la felicità sta aumentando. Da queste parti ci sono altri pozzi petroliferi, qualche altra cosa di interessante. Vediamo un po', scopriamo anche questa zona. Le industrie, ragazzi, li posizionerei in una zona sperduta. Questa sarà la nostra zona industriale, ricordiamocelo. Questa nettamente zona industriale, inquineremo quest'area proprio finché non ci sarà più niente, solo il nostro sottosuolo. Però è importante tenere pulita questa zona, quindi questa sarà la zona dei colletti bianchi, come abbiamo detto. Questa la denominiamo zona industriale, è meglio avere dei piani in mente. La rivoluzione ha bisogno del sostegno della gente, che per qualche motivo che mi sfugge ha bisogno della religione. Dovresti concedergliela. Una nuova missione Ottime cattolica, notizie. certo. Mentre guardavamo cosa contenevano le casse dei rifornimenti alle colonie, abbiamo trovato una falce. Ora abbiamo qualcosa che si abbina perfettamente al martello. Questo manderà la produzione alle stelle. Un futuro glorioso è alle porte. I potenziamenti della piantagione sono stati appena scoperti, quindi intanto sfruttiamo questi nostri soldini con la nostra religione, sicuramente da sfruttare tramite la missione cattolica. La mettiamo molto, ragazzi, vicina alla nostra sezione principale del presidente e quindi molto vicina anche alle abitazioni, e collochiamo anche un negozio di alimentari vicino alla nostra sezione delle abitazioni, quindi vediamo un po' di metterlo da questa parte, uno vicino all'altro. Procediamo. Con questi soldi sfrutteremo un nuovo pontile, quindi per la pesca. Attenzione, guardate della grande quantità di pesce che ritroviamo da questa parte. Degli oggetti sottostanti bloccano la costruzione che... Ah, ecco qua, perfetto. Io anzi lo posizionerei un pochettino più in qua. Qua può andare bene? Sì. Ok. Sulla costa ovviamente le strade non sono necessarie, avanzeremo pian piano, quindi il pontile per adesso lo possiamo lasciare qui. Annulla costruzione quando ci farà riprendere. Va bene, lo lasciamo qui. Forse era meglio metterlo in una zona un pochettino più sperduta come questa, però vabbè, non fa niente. Da questa parte otterremo del pesce. Ok, procediamo, ragazzi. Intanto la biblioteca sta funzionando, i cervelli si stanno spremendo per ottenere notizie in più su qualcosa. Allora, stiamo esportando tabacco ed ecco che arriva Alice, pronta a prendere del latte per la compagnia delle Indie. Eccoci qua, tanto guadagniamo anche felicità, benissimo. Allora, facciamo un altro po' di debiti per collegare la strada immediatamente alle zone urbane principali. Cerchiamo di recuperare più spazio possibile, così, ragazzi, vedete, anche se è un po' storta la strada, però sì, vedremo di creare una sorta di lungomare per unificare un po' il tutto. Attenzione, un po' da questa parte. Ok, così può andare bene. Avanti, avanti. Attenzione, eccoci. Così. Bene, procediamo dritti. Dritti. Ok, e ci uniamo appunto a questa parte. Allora, abbiamo creato una sorta di lungomare, grazie perfetto. Ai tuoi sforzi, il movimento rivoluzionario acquista uno slancio sempre maggiore. Importiamo dei rivoluzionari, 3 cittadini istruiti in più, perfetto.